Una giornata da cartolina ha salutato la firma definitiva della candidatura a riserva della biosfera UNESCO del Monte Grappa. Il percorso è iniziato ormai 2 anni fa. Il grande lavoro fatto finora è stato quello di coinvolgere, al di là dei 25 comuni, anche un intero territorio, per cui associazioni di categoria, cittadini, scuole, in modo da farlo diventare davvero un progetto di rete che possa coinvolgere l'intero territorio. Per la prima volta siamo tutte e tre le province che circondano il Grappa a ragionare su uno sviluppo sostenibile del Grappa e credo che questo sia il primo grande risultato. L'UNESCO darà il suo responso a maggio e anche per i comuni piccoli è importante essere inseriti in un progetto ampio. È importante perché nel momento in cui si vogliono fare delle progettualità che vadano anche a recuperare finanziamenti utili per il territorio dal punto di vista enogastronomico, imprenditoriale, turistico, è importantissimo avere delle partnership stabili che ti permettano di avere quei requisiti che servono anche per accedere ai finanziamenti. È una valorizzazione importante del nostro territorio, delle nostre peculiarità come paesi, della biodiversità che andiamo a tutelare, ma soprattutto è la valorizzazione del Monte Grappa, monte diviso fra 3 province, spesso dimenticato. Credo questa sia una bella unione, una bella occasione per unirci e per dedicare a questo monte che tanto ha dato alla nostra patria. Alpe Madre, così da tutti i versanti viene chiamato il Grappa, dove la presenza industriosa dell'uomo si integra con natura e storia. Mettiamo in rete ciò che di eccellente esiste nel nostro territorio e leghiamolo a quelle che sono le bellezze naturalistiche e i nostri luoghi di rilevanza naturalistico, storico, monumentale e culturale.